Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venture. Come sempre, come ogni venerdì, vi portiamo un po' con noi, vi facciamo vedere come siamo organizzati, i vari lavori che dobbiamo fare durante le varie stagioni dell'anno. Mentre stiamo registrando questo video siamo nella seconda parte del mese di maggio e in questo momento in campagna siamo alle prese con quella che è la palizzatura dei vigneti, perché ovviamente in questo momento la parete foliare sta spingendo molto, sta accrescendo molto giorno per giorno. Se vi ricordate, negli anni scorsi per lavori meccanici di palizzatura usavamo questa legatrice che attaccavamo al Massey Ferguson e l'abbiamo usata per 6 stagioni e di fatto ci ha velocizzato molto il lavoro di palizzatura, perché ovviamente facendolo fare a questa legatrice, ecco, siamo riusciti a risparmiare un po' di manodopera, a essere un po' più incisivi nei lavori, a organizzare meglio quelli che sono questi grandi lavori di palizzatura in vigna. E questa, se vi ricordate, è un'attrezzatura che va a stendere gli spaghi e poi ha un sistema di aggraffaggio che permette poi di tenere un po' contenuta la vegetazione, poi fine filare si procede a fare il nodo e poi si riparte a palizzare una nuova fila. Quest'anno, come vedete, dobbiamo ancora attaccarla al trattore, è qui parcheggiata, perché abbiamo una novità, abbiamo una new entry in azienda, quindi andremo a sostituire questa legatrice con un'altra legatrice a verde. Ecco, da quest'anno abbiamo messo in funzione questo nuovo acquisto, è un attrezzo usato che abbiamo acquistato quest'anno e l'abbiamo messo in campo per una mezza giornata e l'abbiamo sempre attaccato al nostro Massey Ferguson, che era lo stesso trattore che usavamo per attaccare l'altra legatrice verde. Diciamo che è sempre della Volentieri Pellenc come l'altra, è una evoluzione. Intanto la grande differenza è che è attaccata anteriormente rispetto all'altra che era attaccata posteriormente, se vi ricordate nei video, e anche insomma si vede abbastanza bene, quindi piantone attaccato anteriormente a cui viene poi collegata sia idraulicamente sia fisicamente attraverso il perno ovviamente e sia elettronicamente al telaio la testata che lavora. Quindi la macchina è composta dal telaio, questo poi grigio scuro, che è un telaio multifunzione a cui poi si possono applicare vari attrezzi. In questo caso ovviamente abbiamo la testata della legatrice, eventualmente uno avesse in azienda la prepotatrice della Volentieri Pellenc oppure la cimatrice o la spolonatrice o altri attrezzi, può applicarla perché ci sono dei connettori che sono interfacciabili, quindi una volta acquistato il telaio porta attrezzi, poi può andare a sostituire l'organo che va a effettuare il lavoro in base alla stagione, in base a quello che deve andare a fare. Noi finora ci siamo trovati molto bene con l'altra legatrice a verde, perché secondo noi faceva comunque un buon lavoro e nelle 6 stagioni che l'abbiamo utilizzato ci ha dato veramente grandi soddisfazioni, tant'è che nonostante abbiamo cambiato un po' il macchinario siamo rimasti sempre con Volentieri Pellenc, un po' perché conosciamo in linea di massima i comandi, un po' il modo in cui lavora, diciamo l'idea della macchina, un po' perché effettivamente ci dava soddisfazione la qualità del lavoro che veniva effettuato. Ecco, e quindi perché abbiamo cambiato la macchina? Perché di fatto quest'anno abbiamo avuto l'esigenza di avere una macchina un pelino più compatta, un po' più agile, perché abbiamo da fare un po' più di spostamenti su strada, abbiamo da chiudere degli ettari un po' distanti, abbiamo un 20-25 minuti di strada da fare con il trattore e campagna un po' più frazionata, per cui quest'anno era sorta l'esigenza di provare a trovare sul mercato un qualcosa che potesse essere un po' più agile rispetto all'altro, un po' meno ingombrante, proprio perché dobbiamo fare più spostamenti su strada. Ecco per cui è nata l'esigenza di sviluppare un po' questo nuovo discorso, quindi andare in cerca di un macchinario un pelino più agile, un pelino meno pesante. Ecco, l'altra soluzione sarebbe stata quella eventualmente di recuperare un carrellone, caricare sopra trattore, legatrice. Alcuni lo fanno nelle nostre zone, però in effetti il carrellone dovrebbe essere ribassato, perché altrimenti viene veramente trattore più legatrice, viene fuori veramente un volume anche di trasporto importante. Noi non abbiamo nessun carrello, nessun modo di trasporto, per cui abbiamo pensato piuttosto di investire qualche soldino nell'andare a recuperare una macchina un po' più moderna, un po' più dinamica, e quindi abbiamo fatto questa scelta, anche perché non ci troviamo molto, non abbiamo esperienza, ecco, di muovere attrezzi sui carrelli eccetera, per cui abbiamo voluto rimanere un po' sul nostro modo di lavorare. Oltretutto, sempre guardando un po' in ottica futura, dato che questo è di fatto un telaio porta attrezzi, chissà, al momento non abbiamo progetti a breve termine sicuramente, però magari in futuro potrebbe venire buono per
attaccargli appunto un'altra attrezzatura, per esempio prepotatrice noi non l'abbiamo, ci appoggiamo un terzista, altri attrezzi non lo so se saranno compatibili, magari ci viene voglia di acquistarli o comunque viene la necessità di sviluppare l'azienda in altri settori, in altre cose, e per cui magari potrebbe tornarci comodo, ecco, questo porta attrezzi. Per cui abbiamo fatto un po' questi ragionamenti e siamo, diciamo, arrivati alla conclusione di proseguire con l'acquisto di questo macchinario. Ecco, e quando abbiamo acquistato questo attrezzo sapevamo già un po' dei pregi che andavamo incontro, nel senso, come dicevamo, un po' più compatta, un po' più agile anche su strada, meno ingombrante. Ovviamente con l'attacco anteriore riduce anche un po' i pesi o comunque la distribuzione, ecco, dei pesi, quindi ci troviamo bene, secondo noi ha un ottimo quid in più, un ottimo vantaggio. Piccole differenze che ha, ovviamente abbiamo notato che hanno cambiato un po' il sistema di andare a compattare un po' la vegetazione una volta averla tirata su con i nastri. Qui abbiamo delle bande fisse, ma comunque lavorano bene, non ci sono grandi differenze. Poi c'è questo frena filo, ecco, diciamo così, quando incontra i germogli da alzare, ecco. C'è quel sistema pelino diverso, ma non ci sono dopo grandi differenze di fatto nell'atto pratico, nel risultato finale, quindi diciamo siamo al momento contenti di come lavora la macchina. Di fatto i tralci, dopo essere stati alzati da questi nastri che si muovono idraulicamente attraverso i due motorini posizionati sui due lati, i tralci vengono poi un po' organizzati, quindi tutta la vegetazione viene organizzata da questi, o contenuta, ecco, da queste due lame di ferro che sono fisse, e poi ovviamente incontreranno i due fili in modo tale che poi il sistema di aggraffaggio possa andare a posizionare la graffetta tra un filo e l'altro e contenere in questo modo la vegetazione e palizzarla in modo verticale. Ecco, invece questi sono dei tubi che sarebbero in realtà dei tubi adatti per la benzina, quindi non sono proprio originali come pezzi, se volete non vedete, non sono proprio tagliati proprio giusti. Perché qui andrebbero delle molle che poi vengono bloccate da questi dadi e che però non siamo riusciti a reperire come pezzi originali, quindi ci siamo un po' adattati. Abbiamo parlato anche con altri che avevano questo macchinario, hanno detto ma applicando dei tubi o idraulici o simili idraulici potrebbero comunque più o meno andare bene. Di fatto l'abbiamo montata qui. Se magari ci scrivete voi come siete organizzati, se ce l'avete, se avete modificato qualcosa, ci farebbe piacere, così ci aggiorniamo anche noi. Mentre ecco, in questo caso la vecchia legatrice ha gli stessi identici nastri, quindi sistema, motorini eccetera è tutto uguale, quindi alzano i tralci, ma come vedete la differenza è che sono posizionati questi due tamburi un po' più ingombranti con questi due nastri che si muovono in folle, quindi all'avanzamento dell'attrezzo questi girano, ok, girano e contengono la vegetazione un po' come fanno quelle bandine là. La cosa, se vogliamo, positiva che aveva questa come diciamo struttura, come ingegneria meccanica, è che questi due nastri sono posizionati in modo, organizzati in modo, come vedete, che si adattano, quindi si aprono un po' da una parte e un po' dall'altra, si adattano un po' alla vegetazione, mentre gli altri erano un po' più fissi, sono un po' più fissi. Per cui forse questo sistema, secondo me, era ancora valido. Ovviamente il compromesso è di andare a applicare questi due tamburi che sono un po' più grandi, un po' più pesanti, un po' più voluminosi, quindi in quel caso c'è quel giusto rapporto tra compattamento, compattezza della macchina e comunque il lavoro viene fuori perfetto. Ecco, noi l'abbiamo usata finora pochino la macchina là, perché adesso stiamo entrando nel grosso del lavoro, però l'avevamo già notato che secondo me il miglior pregio che ha questa macchina rispetto all'altra, nonostante tutto un po' il volume un po' più grande, il peso maggiore, è che in questo caso noi dal joystick abbiamo un pulsante che andiamo ad allargare i nastri in questo modo, in modo tale che se noi entriamo in un vigneto dove c'è magari una capezzagna un po' stretta, abbiamo poco spazio di manovra, o il palo di testata un po' voluminoso o leggermente storto, che a volte capita, ecco, il fatto di allargare un po' la macchina ci consentiva comunque di fare, diciamo, delle entrate non proprio a squadra, un po' di sbiego, insomma riuscivamo a entrare nonostante magari alcune condizioni un po' difficili. Con quella macchina ci siamo accorti che proprio bisogna lavorare a squadra in modo perfetto, proprio perché non si adatta molto alla larghezza del filare, e
Se si passa da un vigneto con i pali un po' più grossi, quindi un vigneto magari un po' più vecchio, a vigneti moderni dove abbiamo i paletti di ferro molto stretti, bisogna un attimo trovare una quadra, un compromesso proprio per non stare a regolare sempre l'apertura. Ecco, in questa mezza giornata in cui abbiamo lavorato, siamo contenti di come soprattutto aggraffa e mette giù le graffe questa macchina, perché veramente ha una precisione di esecuzione anche in situazioni di vegetazione molto molto densa, e che ci ha veramente stupito, nel senso ha una regolazione pressoché perfetta, quindi da quel lato lì molto molto soddisfatti. Abbiamo avuto dei problemini sia elettrici che idraulici che siamo riusciti a risolvere grazie anche alla consulenza Pellenc, che ci ha fatto tribulare un po' nella messa in campo, però una volta risolti, ecco, questi problemi, diciamo che la macchina sta veramente lavorando molto bene. Speravamo, nel senso che puntavamo molto sulla qualità del lavoro, e penso che adesso ci abbia veramente sorpreso, ecco, posteriormente abbiamo fatto costruire una struttura che porti il radiatore. Questo è un radiatore a doppia ventola, per cui dovrebbe avere una buona capacità di raffreddamento ovviamente dell'olio. Ha quello che è la mandata idraulica, quindi tutto quello che fa muovere idraulicamente tutti i movimenti, e poi uno scarico libero all'interno del trattore, quindi qui abbiamo solo la mandata. Abbiamo applicato anche un pacchetto di zavorre per comunque bilanciare un po' il peso e avere maggiore stabilità. Ecco, in questo caso non è una macchina attaccata alla presa di forza, anche se si potrebbe usare una centralina idraulica, quindi una riserva di olio e una pompa idraulica attaccata al cardano del trattore, che poi spinga l'olio e poi riceva l'olio. In questo caso usiamo l'olio del trattore. Tutti i movimenti vengono comandati dall'operatore attraverso il joystick. Abbiamo questa pulsantiera che ci consente di fare i vari movimenti, quindi alzare la macchina, il telaio, diciamo, la macchina, oppure abbassarlo in base un po' a quello che all'altezza, ecco, dei filari o degli ingombri che dobbiamo andare a gestire. Ovviamente anche allargare il telaio verso fuori oppure portarlo verso il trattore, anche in questo caso a piacimento in base alle regolazioni che dobbiamo andare a fare. E poi abbiamo l'alzatralci. Questo è un pulsante che in realtà nel nostro caso non serve perché non è collegato. Questa macchina avrebbe un optional che prevederebbe un pistone di angolazione, di regolazione un po' dell'angolazione. In questo caso invece è attaccato al perno centrale, quindi oscilla in base, diciamo, all'asse del terreno, mentre in questo caso, ecco, ci avremo la possibilità di andare ad aggiungere un paio di tubi idraulici, un paio di elettrovalvole e andare a regolare in questo modo la macchina. Mentre in posizione qui ventrale abbiamo questo bottone che serve per, una volta cliccato, andare a sparare la graffetta, quindi andare a proprio fare il lavoro di aggraffaggio. E infine ovviamente abbiamo l'alimentazione, oppure diciamo lo spegnimento della componente elettrica del joystick. Ecco, allora noi siamo arrivati alla fine anche di questo video. La settimana prossima magari vi faremo vedere come lavora direttamente in campo, in vigna, e quindi vedrete un attimo nel dettaglio magari alcune funzioni, alcune cose. Se volete scriverci se avete una macchina simile a questa o come questa, di altre marche, come vi trovate, se vi state trovando bene, insomma, se avete dovuto un po' adattare le situazioni vostre aziendali al macchinario, come siete organizzati, ci fa piacere. Ecco, quindi noi vi diamo appuntamento venerdì prossimo con un nuovo filmato. Nel frattempo vi lasciamo sempre qui alcune schede se volete andarvi a recuperare qualche video se ve lo siete persi. Nel frattempo vi auguriamo una buona settimana e soprattutto buon lavoro.